8 protagonisti, 8 puntate e le radici sono il ponte che uniscono questi due mondi. Perché l'America non ha cancellato la Sicilia, ma l'ha fatta brillare oltreoceano. US Sicilian è arrivato a Filadelfia ed è qui che conosceremo Giuseppe Rollo, un avvocato che per amore è arrivato qui e non vediamo l'ora di conoscere la sua storia. Venite con me. Noi siamo qui per raccontare siciliani che hanno fatto successo e hanno una mission e tu ne hai davvero tante. Intanto iniziamo dalle tue origini, la tua città di nascita. Io sono nato a Ferla, provincia di Siracusa, nel lontano 57. Complimenti. Vissuto lì più o meno fino all'età di 19 anni. C'è da dire che 5 dei 19 li ho trascorsi a Lentini, presso l'istituto Gorgi a Lentini, dove ho frequentato il liceo classico. E poi dopo sono venuto negli Stati Uniti. Ah, mamma mia, wow. Ma che dici nel frattempo ci facciamo una passeggiata? Sì, certo. Che il freddo a Filadelfia devo dire che è molto... Sì. ti entra dentro. Da Siracusa a Filadelfia, ma è il motivo principale Ecco, Ferla però ci tengo a puntualizzarlo. Sì, Ferla, perché poi ne parleremo di questa cittadina. E il tuo motivo principale qual è stato? Beh, è stato un motivo d'amore. So che magari non in voga in questi tempi. Sì, la mia intenzione è di rimanere in Italia e di continuare i miei bravi studi di giurisprudenza alla facoltà a Catania. Però venni per un periodo di vacanza negli Stati Uniti qualche anno precedente, prima della fine del liceo. Poi ho incontrato mia moglie e avevamo il grosso problema di decidere dove vivere. Che lei voleva vivere negli Stati Uniti, io volevo vivere in Sicilia. Evidentemente è riuscita a persuadermi lei. Ho dovuto affrontare delle notevoli difficoltà perché ho imparato la lingua essenzialmente negli Stati Uniti, perché al classico lì avevo delle conoscenze di latino, greco. Come lingua straniera purtroppo avevo preso il francese, per cui ho dovuto imparare tutto frequentando la scuola negli Stati Uniti, sì. Però le hai superate Sì, con i primi successo. 6 anni sono stati duri, molto duri, perché mi trovavo qui non solo ad imparare, però dovevo competere chiaramente a livello universitario con gli studenti. Poi per la laurea in legge, prima di ottenere una laurea in legge, negli Stati Uniti si deve ottenere una laurea propedeutica, perché ho dovuto ottenere una laurea in scienze politiche per poi fare richiesta di ammissione presso la facoltà di giurisprudenza. Complimenti, tua moglie sarà una gran donna, però devo dire che non te ne sei mai pentito di questa scelta, perché No. qui hai avuto un grande successo nel tuo campo. Sì, da un punto di vista di carriera, da un punto di vista professionale, non mi posso lamentare, sono molto grato agli Stati Uniti, sono molto contento di quello che ho ottenuto, però mi è sempre mancata l'Italia e in particolar modo la Sicilia, in modo ancora più particolare il paesino.
Parlami di Ferla, perché sento Sì. che hai molto amore verso... Sì, sì, sì. Da premettere che vado a Ferra 2 o 3 volte l'anno e a volte, scherzando con i miei amici, mi dicono che vedono più me che magari un ferlese che vive a Catania o a Siracusa. No? Beh, rientro spesso per diversi motivi. Prima, fino a poco tempo fa, ho avuto i genitori. Poi adesso c'è mia suocera che è in un centro anziani, andiamo spesso a vederlo, ho ancora degli amici. E non so, mi rigenera la calma, la familiarità con le strade, con i sentieri, con gli alberi e la natura con la quale sono cresciuta che continua a parlarmi. Continua a è una Sì, cosa che ti richiama sì, sì, costantemente sì, sì, ed è sì. un po' quello che abbiamo percepito da tutti i siciliani che hanno lasciato la propria terra e secondo me il siciliano più di tutti ha un richiamo particolare quando va via. Sì, sì, c'è un senso di nostalgia spiccato che rimane e sì, è un po' una continua stato di, voglio dire la parola grossa, Mm. infelicità, perché quando si è qui magari si pensa, ah, ma chissà quando sarà la prossima volta che vado nel paesino, al paesino, e quando si è lì magari poi incombono le urgenze professionali per cui si deve rientrare e dopo tutto la mia famiglia è negli Stati Uniti adesso. Certo. A livello professionale tu ti sei dedicato tantissimo all'aspetto dell'immigrazione. Sì, nel mio studio è specializzato al diritto immigratorio negli Stati Uniti. Nei primi tempi la prevalenza dei clienti era di origine italiana, poi col passare del tempo è diminuito il flusso degli italiani ed è aumentato quello delle altre nazionalità. Rappresentiamo dei clienti dal Pakistan, Afghanistan, dall'Africa, Africa centrale, Sud America, America centrale, un po' per tutto il mondo. Ed è bello perché ogni giorno si parlano da 3 o 4 lingue presso il mio studio e c'è quell'idea di universalità, così, quell'idea di cosmopolita, no? Che è È un abbastanza po'... gratificante. Sì, anche perché Filadelfia, no, a livello proprio storico, sa di città proprio dove si respira aria di libertà, no? Beh sì, il Filadelfia è fondamentale nella storia degli Stati Uniti, è un po' come Filadelfia sta agli Stati Uniti come Roma all'Italia, no? Qui nel 1776 con la firma della dichiarazione dei diritti della dichiarazione di indipendenza si staccarono le colonie, si staccarono definitivamente dal giogo della monarchia inglese. Io ho letto anche che Filadelfia fu la prima capitale degli Stati Uniti dal 1790 al Sì, 1800. sì, 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 sì. Ci furono molti patteggiamenti e molti negoziati nelle varie colonie perché quelli del nord avevano degli interessi diversi da quello del sud. Il sud era prevalente, le colonie del sud erano schiavisti. No? Per cui è interessante, un po' paradossale che la dichiarazione di indipendenza parli dei diritti fondamentali dell'uomo e come l'uomo nasce libero, però la libertà si applicava solo agli uomini bianchi. E le donne non erano nemmeno Contemplate. contemplate, o i neri chiaramente. No? Poi abbiamo dovuto aspettare fino alla guerra civile del 1861 per proclamare almeno formalmente, se non di fatto, la libertà dei neri. A tal proposito, tu alla fine ecco, della tua carriera penseresti mai di tornare lì? Sì, non permanentemente, Ok. ma il mio auspicio è di essere in grado di rientrare da 2 a 4 mesi l'anno, così magari tentare di fare qualcosa di più costruttivo, di più efficace per il paesino. Anche perché hai i tuoi contatti comunque con l'assemblea regionale Beh, ho o... avuto dei contatti con l'Assemblea regionale, faccio parte di la Confederazione dei Siciliani del Nord America. Ok. Mi piacerebbe tanto
focalizzare un po' di più il paesino, perché mi disturba il fatto che i paesini, il mio in primo luogo, ma anche molti altri, sembrano destinati a un inesorabile esodo che potrebbe portare alla chiusura completa di alcuni di questi paesini. Speriamo che Sarebbe una sì. perdita immensa per la Sicilia e per l'Italia. A proposito, Ferla è uno dei paesi più belli, uno dei borghi più belli d'Italia. Faccio sempre una domanda ecco uguale a tutti i protagonisti, quella finale. Semplice. Sei felice? Sì, sono contento a livello familiare, a livello professionale negli Stati Uniti. Ho la continua nostalgia della Sicilia in generale, del paesino in particolare, che grazie a Dio riesco a soddisfare con dei viaggi abbastanza frequenti. Sì. C'è però quel senso non di mancanza di felicità, di irrequietezza, direi, Irrequietezza. nel vivere sempre fra i due mondi, che da un lato ti causa l'irrequietezza, però è anche fonte di felicità. Bella. E in realtà forse mi viene voglia di farti anche un'altra domanda, perché comunque sei molto da stimolo anche attraverso i tuoi ragionamenti. Se dovessi, ecco, noi raccontiamo queste storie per lanciare un messaggio, no? Sia per raccontare la storia, ma anche per cercare di tramandare un modo di continuare le tradizioni, l'eritaggio culturale. Ecco, se la tua storia potesse essere di ispirazione, quale dovrebbe essere il messaggio che dovrebbe arrivare? Il messaggio di avere un rapporto più vicino, più intenso, più partecipato fra la Sicilia e i siciliani nel mondo. Perché non ci sono delle considerazioni contro questo tipo di approccio, però di avere con un livello di attenzione più a lungo raggio, perché i nostri politici sì, capiscono, sono perfettamente coscienti della realtà di esserci un'altra Sicilia fuori dalla Sicilia, però il raggio d'azione, lo spettro d'attenzione è sempre molto ridotto. Non si riescono a iniziare e continuare dei progetti a lungo termine che possono portare a dei risultati significativi. Per concludere, ti omaggiamo un regalo di un nostro sponsor che ci ha permesso di essere qui e di raccontare le vostre storie. Questo è per te. Oh, mille grazie, mille grazie. Oh, bellissimo. Grazie, grazie, Vedi che, gentilissimi. grazie a te. Ecco, volevo rinnovare il mio messaggio conclusivo verso i nostri politici, verso i nostri rappresentanti, di prestare più attenzione, però con corrente continua e non alternata. A noi, c'è un'altra Sicilia fuori della Sicilia, bisogna riattivare l'assemblea regionale e far sì che si possono utilizzare la Sicilia fuori dalla Sicilia come una risorsa, come fonte di arricchimento per la Sicilia. Esatto, un ponte immaginario, ponte ecco, immaginario continuo. con flusso continuo. Ce lo auguriamo, grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Giuseppe Rollo ci ha raccontato l'amore per la sua città, Ferla, e oggi siamo qui e andiamo a scoprire la sua storia e tutte le sue particolarità. Seguitemi. Partirei subito da una domanda molto semplice. Qual è la visione oggi del futuro di Ferla? La visione è legata a quello che abbiamo già fatto in questi anni, ovvero rendere un comune accessibile, sostenibile, un comune che guarda al futuro rispetto al tema del cambiamento climatico e che crei le condizioni per il cittadino di restare, vivere con una qualità della vita alta, con dei servizi che funzionano alla portata del cittadino, e questo l'abbiamo fatto in questi anni sul tema dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti, come precondizione per dare alla persona che vive questo luogo una condizione favorevole.
Ci sono molti siciliani che si sono trasferiti in America e molti concittadini vostri sono andati lì. Qual è il ponte che si può creare concreto di legame? Certamente mantenere il collegamento, oggi i social, il digitale aiuta molto a eliminare questa distanza fisica. Poi ovvio che ci piacerebbe che alcuni di loro potessero ritornare per magari investire o comunque per ritornare alle proprie radici. C'è un turismo delle radici di cui si narra in questi anni, dobbiamo spingere su questo, in qualche modo già lo stiamo facendo. L'idea è quella di immaginare che non c'è più quell'arretratezza che magari quando i nonni di quei ragazzi sono partiti, siamo alle seconde, terze, quarte generazioni, e non c'è più quell'arretratezza, c'è ancora una distanza, ma questa lentezza che noi proponiamo, questo modo di vivere, spesso per chi vive nella frenesia di altri contesti, può essere a mio avviso allettante. E quindi che cosa troverebbe chi viene qui, ecco, a livello anche di progetti? Sì, allora noi abbiamo, proprio lei parlava di centro benessere, noi per esempio nel 2017 abbiamo aperto il primo centro olistico comunale d'Italia, che è un luogo dove appunto i cittadini, i visitatori, i turisti possono venire e trovare uno spazio legato alla consapevolezza, legato alla cura dello spirito, dell'anima, e credo che questo sia per esempio un unicum. E poi ripeto, abbiamo la vicinanza ovviamente alla nostra storia, che è legata proprio al nostro centro storico, ma a Pantalica, che è la necropoli rupestre più grande d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, quindi c'è un contesto ambientale, un contesto energetico, un contesto anche in cui appunto dalla qualità dell'aria alla qualità delle materie prime può determinare proprio un habitat favorevole, un habitat di grande accoglienza e anche di unicità, perché si fugge adesso dalle grandi metropoli e questo potrebbe essere comunque un luogo giusto per rigenerarsi, per ricaricarsi. Il burnout è qualcosa di cui tutti ormai, come dire, purtroppo ci nutriamo e sì, soffriamo, esatto. cioè soffriamo, quindi per nutrirci nuovamente, credo che questo possa essere un luogo giusto. A livello proprio di iniziative, di progetti per attrarre il turismo e magari nuovi residenti. Sì, noi abbiamo qualche anno fa lanciato un progetto che si chiama Mollo tutto, vado, resto a Ferla, ovvero l'incentivazione. Per 4 anni abbiamo promosso questa progettualità, abbiamo incentivato la creazione di nuove attività imprenditoriali in centro storico e non solo. Grazie a questa attività che ha distribuito più di 150.000 euro in, ripeto, contributi a fondo perduto, sono nate 12 nuove attività, o meglio, di queste 12 alcune sono state diciamo l'implementazione di un'attività precedente, ma alcune sono proprio nuove, da un negozio che vende gluten free a una sartoria, piuttosto che un negozio di abbigliamento, a un nuovo ristorante. Questo è un modo, a mio avviso, forse l'unico modo, perché immaginare che ci sia una defiscalizzazione per le aree interne del paese ci vogliono troppi soldi. Allora, come tu puoi fare restare le persone qui creando condizioni Certo. affinché ci sia produttività, affinché ci sia economia, e il comune non può diventare un ente di collocamento, ma può creare le condizioni. Certo. E noi con questa iniziativa abbiamo certamente, e speriamo di avere le risorse anche per il 2026 per riproporre questa iniziativa, cioè ovvero incentivare la creazione di nuove attività imprenditoriali, piccole e medie, che comunque danno poi speranza a chi vive nella nostra comunità e opportunità di lavoro. E come vede Ferla tra 10 anni? Concludiamo così. Mi piacerebbe vederla come la vedo adesso, cioè con la speranza di poter immaginare che ancora, come accade oggi, ci sono famiglie che hanno 3 figli e che vivono a Ferla. È ovvio che immagino e spero che le condizioni che noi abbiamo creato, progetti che sono in fase di realizzazione, e tante altre cose che abbiamo in mente da qui al prossimo futuro e tutto quello che già abbiamo realizzato e quello che realizzeremo possano aumentare e migliorare quelle condizioni affinché una coppia possa decidere magari di vivere a Ferrara anche se poi uno di loro, il padre o la madre, magari lavorano a Siracusa. Però immaginate di ritornare la sera qui e comunque di far andare a scuola i ragazzi qui fino alla scuola media, e immaginare che si può fare sport a Ferrara perché ci sono le strutture, si può avere comunque una condizione, ripeto, di benessere olistico, complessivo. Io credo che questo possa essere un valore e mi auguro che questo valore nel prossimo futuro, nel bilanciamento che ciascuno di noi fa anche rispetto al tema tempo, lavoro e a quanto tempo noi dedichiamo al lavoro e quanto tempo dedichiamo invece alla nostra vita, ai nostri Esatto. affetti. Questo bilanciamento, per tornare al burnout, Esatto. penso che possa essere qualcosa che possa far sì che questi luoghi possano diventare nuovamente attrattivi. Se oggi sono visti una sorta di periferia,
Io credo che questa periferia che nasconde un'anima Esatto. può diventare, ripeto, un luogo dove abitare, dove continuare a vivere. Questo è quello che io spero da qui a 10 anni. Cioè immagino che da qui a 10 anni ci possa comunque ancora essere una famiglia a Ferla che mette su casa e che fa, diciamo, come dire, che ha una prole. Ripeto, ci sono tante giovani coppie che hanno 3 figlie. Io quando sento questo sono molto felice, perché credo che ci possa essere speranza per questo luogo. E noi di US Sicilian ve lo auguriamo, perché veramente avete una bella realtà e anche un grande impegno, e adesso noi siamo curiosi di conoscere Ferla. Sì. Andiamo. Dopo aver girato tra le vie di Ferla, uno dei borghi più belli d'Italia, adesso andiamo a conoscere padre Roberto, che ci racconterà l'origine di Ferla dal punto di vista storico e religioso. Seguitevi. Buongiorno, padre Roberto. Benvenuta a Ferla. Grazie mille. Benvenuta, si accomodi. Grazie. Padre Roberto, io sono davvero curiosa. Da dove deriva, ecco, il nome Ferla? I nostri antichi hanno fatto derivare il nome di questo, che oggi è uno dei borghi più belli d'Italia e della Sicilia, da una pianta che cresce in tutta la nostra zona, che è la ferula. Okay, quello che abbiamo visto per o strada. come si chiama il finocchiaccio selvatico, che non è commestibile come il finocchietto invece selvatico che si può mangiare. Siete davvero comunque un gioiello, cioè a livello sia visivo che energetico. Anche ho visto una comunità molto unita che risponde, e a livello religioso, a livello di tradizioni, cosa si mantiene vivo a Ferla? Ferla è ricca di devozioni religiose. Testimonianza ne è la settimana santa che stiamo per iniziare a vivere. Già abbiamo iniziato ieri sera con la Via Crucis e l'Addolorata. Da domani incomincerà la processione delle palme e poi tutti i vari riti che si susseguono nelle varie giornate fino all'incontro del giorno di Pasqua, che in dialetto gallo-italico diciamo usconcio. Usconcio. Che lei non sa ripetere come usconcio, perché è proprio di noi, è vero, ferlesi parlare così duri. Sì, è un effetto culturale. Sì, è un effetto culturale, è un effetto culturale. Da quello che mi racconta, sento una forte passione, un Sì, amore anche per perché, come dire, i nostri giovani, come tutti i giovani di oggi, che in genere un po' si allontanano dalla fede, dalla religione, dalla Chiesa, eccetera, in questa settimana invece siamo tutti uniti. Tutti uniti, bellissimo. C'è una componente comunitaria, sociale, umana e religiosa che ci mette insieme per continuare le tradizioni dei nostri padri. Ferla fa parte di uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte dell'UNESCO, fa parte di tantissime cose che dovete conoscere, ma adesso andiamo a scoprire i loro sapori enogastronomici. Seguitevi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi siete Melo Bio. Io sono curiosissima di scoprire la vostra storia. Noi siamo un'azienda che nasce 6 anni fa, da un'azienda agricola. Abbiamo impiantato questa piantagione di melograni e produciamo succo, marmellata e integratori, che è a base di melograno, con l'aggiunta di olio di seme del melograno. Da come è nata questa passione per il melograno? Noi siamo nati come un agriturismo e successivamente questi 3 fratelli hanno deciso di investire su questa nuova idea. Per non andare fuori. Per non andare fuori, certo. E hanno fatto bene. E le proprietà benefiche del melograno, Allora, per chi non le conoscesse, perché sono tantissime. Il melograno è un grande antiossidante, è ricco di vitamina C, è molto buono, che fa bene appunto al cuore, al sangue, alla salute. Bene, sai che facciamo? Un brindisi, tutti e 3, al melograno.
Va bene, facciamo un brindisi a Ferla e a West Sicilian. Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno. E allora, la tua azienda? L'Insolio. Insolio. E noi abbiamo il frantoio qui a Ferla e siamo un'azienda giovane con mia sorella e mio papà e portiamo avanti le tradizioni dei nonni del nostro territorio. Abbiamo un impianto a freddo e cerchiamo di innovazione per ottenere sempre dei prodotti di ottima qualità. Dai. Ovviamente Ferla è ricca di ulivi, che tipica è la Tonde Blea, quindi riusciamo ad avere quest'olio extravergine che è ottimo e di ottima qualità. E diciamo nuove generazioni che portano avanti le vecchie tradizioni, sì, perché comunque per noi anche il periodo settembre-ottobre della raccolta è un momento bello di condivisione della famiglia che si va a raccogliere le olive e poi a frantoio e quindi è un momento di gioia. Posso chiederti un aneddoto, ecco, dei tuoi nonni, per esempio, di cosa ti hanno fatto anche fare amare l'olio, per esempio? Sì, diciamo era un bel momento perché si andava tutti insieme, si mangiava in campagna, Quindi comunque dei bei ricordi. Bei ricordi, sì, Dai. sì. Va bene, Quindi- grazie mille allora. Grazie mille. Ok, grazie. E adesso continuiamo nel viaggio enogastronomico di Ferla. Ciao Katia. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. E allora qua sento dei profumi. La prima cosa è il profumo. Sì, sì, tantissimo. Raccontami un po'. Sì, noi siamo una piccola azienda agricola ormai nata da più di 20 anni. Seguiamo la tradizione del territorio, ma magari non familiare, diciamo, perché i nostri antenati non avevano già l'azienda. Abbiamo creata io e mio fratello nel lontano 2004 e inizialmente siamo nati solo con questo prodotto. Noi avevamo pochi territori, abbiamo prodotto solo olio. Poi un po' andando anche al di fuori, effettuando fiere, svolgendo questo lavoro per promuovere il nostro territorio, abbiamo iniziato a sfruttare un po' tutto quello che il nostro territorio ci offriva. Quindi abbiamo portato in giro le nostre erbe aromatiche che portano proprio questi profumi fantastici, Sì. molto intensi proprio del territorio. Negli ultimi anni abbiamo fatto un nuovo impianto di mandorle e carrubo che ancora non è in produzione, quindi però abbiamo già le mandorle disponibili. E un ulteriore produttore, sempre anche nostri amici, è l'azienda Ragameli, di due fratelli Pantano, di cui purtroppo un fratello ormai non c'è più, ma era quello che aveva fatto nascere l'azienda, e loro hanno sempre territori nella nostra zona. Queste sono tutte olive di Tonde Blea, soprattutto le nere, e lavorano anche una nocellara dell'Etna, di questa verde da conserva. Loro puntano più sui prodotti conservati, ma anche sull'olio sicuramente. E hanno fatto una linea di olio davvero favolosa, c'è un gusto come dire, molto particolare, molto legato al territorio, sempre della Tonde Blea, riconoscibile, sì. Fanno anche pesti, quindi e olive da mensa. Nei nostri paesini, essendo anche un paese molto piccolo, no? Siamo un po' quasi produttori, colleghi e familiari. Ad esempio questa azienda qua, panificio, sono addirittura di un mio cognato con la sua famiglia. Loro producono sempre qui a Ferla dei prodotti tipici, del pane magari che è molto casereccio, da una lunga anche conservazione per più giorni, fino anche ai biscotti tipici, quelli proprio da inzuppo che erano anche utilizzati. Questi sono di un'altra azienda. E sono le cassatelle. Questo è un prodotto tipico nostro proprio del periodo pasquale. Sono fatte di una pasta molto semplice che all'inizio sembra dura, stirata bene, e poi sono ripiene di ricotta lavorata con zucchero e cannella. Gli arancini sono un altro del nostro prodotto tipico, anche siciliano, ma a Ferla sono molto, come dire, consumati. E le fate a oltre punta. anche le focacce, e le facciamo a punta, sì. Solitamente il classico è il ragù, ma poi si fanno ormai anche in diversi gusti. Un'altra azienda qua nostra del territorio che fa, oltre al pane, perché abbiamo voluto un pochino farvi vedere tutti i nostri prodotti, fanno anche focacce. Le più tipiche che abbiamo portato qua oggi sono le focacce ripiene di patate, di cavolfiore, saranno anche qualcosa al peperoncino, sempre comunque legati a prodotti del territorio e prodotti stagionali. Bellissimo, infatti ho notato questo al bar, che c'erano delle focacce, Sì. diciamo, ed è strano trovare una focaccia al bar. Concludiamo con l'ultima carrellata di questi meravigliosi prodotti. Raccontami. Allora,
in questa bellissima tavolata troviamo alcuni salumifici, specificatamente sono delle macellerie che producono salsicce, che producono prodotti diciamo soprattutto nostrani, che sono gelosamente conservate perché hanno delle specificità uniche. Anche perché sono di allevamenti propri, quindi capite benissimo cosa significa avere i bovini a disposizione Controllo qualità. che pascolano soprattutto nelle nostre campagne, quindi senza inquinamento e diciamo sono il top che si può offrire ai cittadini. Continuando. Passiamo all'altro prodotto, questa è l'azienda Panzetta che ha scommesso, un giovane ragazzo che ha scommesso su una pianta che è il fico d'India e che sta facendo delle produzioni e sta spedendo in tutto il mondo perché diciamo che È richiesto. è richiesto e fa delle conserve che sono uniche e che quindi lui riesce perfettamente a spedirle e riesce anche a dare un unicum nel prodotto che lui tratta. E continuando, adesso qui siamo nel mondo dei formaggi. Qui siamo nel mondo dei formaggi, nel mondo dei sapori, Sì. degli odori soprattutto. Mm. Anche qui sono tutti allevamenti nostrani, come dicevo poc'anzi, che pascolano nelle nostre campagne e quindi sprigionano dei profumi particolari che solo le terre nostre possono dare e possono offrire. Di qui abbiamo invece un'altra macelleria che fa produzione anch'essa di salumi e di salsicce conservate da spedire sicuramente anche all'estero. Sono ricette sicuramente gelosamente custoditi perché Tramandate da da generazione. Considerate che la macelleria Sequenzia è una macelleria che esiste dal 1866, quindi sono parecchie tradizioni Complimenti. e che ancora continuano, perché anche il figlio ora ha aperto un'altra macelleria e quindi Dai. siamo orgogliosi di quelle che stanno facendo. Veramente, siete dei cittadini veramente speciali, posso dirlo. Io li chiamerei tutti. Venite, venite, così salutiamo insieme al vice sindaco e facciamo... Ecco, noi diciamo sempre il nostro format che è US Sicilian, che significa noi siamo siciliani ma anche US come America, perché noi cerchiamo di tenere unito questo ponte tra i siciliani e l'America che comunque mantengono vive le proprie tradizioni e l'amore per le radici. 1, 2, 3, US Sicilian!